Quarta corsa, cavalli anziani sono in 8 al via dopo il ritiro di Veronese. 1 Unica Key, Marco Spina, 2 Tieppo MRS, Mario Greco, 3 Today Winner Font, Roberto Vecchione, 4 Timoteo Como, Adrian Ghioni, 5 Velletri Jet, Antonio Greppi, 6 Sandro Marco Stefani. In seconda fila 7 Vinci per noi, Edoardo Baldi, 9 Tipica Daghi, Maurizio Cheli. Abbiamo tutta rete la prima fila, compreso Sandro, che è molto veloce. Stacco della macchina, veloce all'interno Today Winner Font, che riesce a contenere Sandro, poi Velletri Jet che va a cercare il posto alla corda davanti a Timotea Como. Today Winner Font in vantaggio. Poi Velletri Jet cerca di serrare sotto, alla fine Sandro non trova posto perché terza Timotea Como, 200 metri in 14,3. Poi vediamo di fuori Tipica Daghi in schiena Sandro, lungo la corda invece Tieppo MRS a precedere Unica Key. Poi prende la via del largo anche Vinci per noi. Intanto rallenta Roberto Vecchione con il figlio di Napoleon, 30 secco i primi 400 metri. Today Winner Font davanti a Velletri Jet, Timotea Como e Tieppo MRS, questo è il treno interno. Di fuori sono Sandro, Tipica Daghi e Vinci per noi. I 600 in 46,9, però un 16,9 sulla seconda curva, ha rallentato notevolmente il ritmo Roberto Vecchione, con sempre in schiena Velletri Jet e Timotea Como, di fuori Sandro, poi Tipica Daghi e il 7 di Vinci per noi, 15 davanti alle tribune. Ora ha aumentato nuovamente il ritmo col targato Font, sempre Velletri Jet lì secondo alla corda, Sandro che si industria al largo davanti a Tipica Daghi, chilometro in 1,17 secco. Ora allunga Today Winner Font, sembra un po' in difficoltà Sandro, sposta in terza Tipica Daghi al pari di Vinci per noi, retta di là con Today Winner Font in vantaggio sempre davanti a Velletri Jet, cerca l'avanzata Tipica Daghi al pari di Vinci per noi. Siamo a 300 metri dalla conclusione con Today Winner Font ancora in controllo su Tipica Daghi e Vinci per noi che accende in terza ruota, poi ancora lì alla corda Velletri Jet, ultima curva passata in 15,5, retta d'arrivo in vantaggio Today Winner Font su Tipica Daghi e Vinci per noi, ultimi 100 metri. Today Winner Font viene a vincere salvandosi da Vinci per noi, mentre lotta stretta per il terzo posto con Tipica Daghi e Unica Key molto vicini. 2,67 il totale, la media al chilometro di 1,16,3. La vittoria un po' sofferta in fondo per Today Winner Font, il training di Franco Baldini con la collaborazione di Alessandro Raspante, la guida di Roberto Vecchione, che vengono a vincere in percorso di testa. Buon secondo a centropista Vinci per noi, mentre rivediamo la lotta per il terzo nel quale c'erano 3 cavalli molto vicini e probabilmente il numero 1 di Unica Key batte per il terzo posto Tipica Daghi. La quota in chiusura per Today Winner Font 1,63.